Andiamo invece con il professor Guglielmo Cevolin, presidente di storia Limes Club Pordenone Udine Venezia. Professore, ben ritrovato. 40 anni dello Statuto di Autonomia della Comunità Autonoma di Valencia, fine settimana scorso grande appuntamento, ne sono arrivate delle risposte importanti, vedasi da Zaia, da Fedriga, da Zanin, addirittura anche dal sindaco di Udine. Tutti, tra altre cose, hanno sostenuto l'autonomia delle comunità regionali. Mi sembra un buon inizio soprattutto, no? Sì, diciamo che la comunità autonoma di Valencia è autonomista e non indipendentista come la Catalogna e io ho partecipato come rappresentante del Friuli insieme ai Bretoni e al Galles e anche a un rappresentante della Catalogna nell'ambito di una tavola rotonda internazionale, di una sessione di questo convegno al quale hanno partecipato 15 circa professori di diritto pubblico, di diritto costituzionale dell'Università di Valencia, i più importanti politici della comunità valenziana e questa è la tavola rotonda nostra internazionale, eccola, con Argemì, rappresentante Galles, il sottoscritto e il Bretone, avvocato esperto di diritti umani. Ecco, la cosa interessante è stata questa, che nella tavola rotonda così importante, quindi con tutti i politici, con tutti i giuristi, con tutti i giornalisti della comunità valenziana, ci siamo dedicati alla riflessione. Ecco qui il gallese molto allegro ha preteso questa foto allegra e spumeggiante, ecco. E l'aspetto diciamo, sul quale abbiamo fatto il focus è il passaggio dalla rivendicazione dell'autonomia all'Europa dei popoli. Allora questo significa passare per certi versi da un punto di vista tecnico dal concetto di sovranità del popolo spagnolo, italiano e così via, alla sovranità invece dei popoli. Qui ovviamente si incontrano dei limiti che sono l'indivisibilità della sovranità, che sono il concetto di unità e indivisibilità della Repubblica e quindi l'unica via per non andare a cozzare come hanno fatto i catalani con il tentativo di referendum indipendentista è quello di sottolineare la plurinazionalità, e questo per esempio la nostra Costituzione italiana e la Corte Costituzionale è disponibile a riconoscerla, già meno la Costituzione spagnola nell'interpretazione del Tribunale Costituzionale spagnolo, quindi la plurinazionalità degli Stati. Non siamo più nello Stato ottocentesco, nella corrispondenza tra Stato e nazione piena, e da qui invece che parlare della sovranità del popolo bisogna parlare della sovranità dei popoli, perché anche le minoranze, quantomeno le minoranze riconosciute, autoctone e così via, sono sicuramente una componente del popolo che non può essere esclusa, ecco. E quindi ecco un dato sul quale filosofico-giuridico sul quale cercare di avviare una più diciamo, coerente convivenza tra i popoli in Europa. Molto bravi sono stati comunque Zaia, che ha richiamato il tema dell'autonomia, ha parlato con un po' di invidia rispetto ai 40 anni dello Statuto della comunità autonomo di Valencia, dell'autonomia di Valencia, e ha sottolineato il fatto che come Veneto stanno sperando di ottenere le 23 materie. Poi poi Fedriga, che ha scritto, sempre tutti si sono rivolti al Presidente della Generalitat attraverso il sottoscritto, ha scritto che è importante la tutela della lingua propria, quindi per certi versi ha sottolineato l'importanza della lingua friulana, per esempio, e poi ha parlato di però l'autonomia come migliori collegamenti tra lo Stato e la regione e servizi più efficienti per i cittadini. Molto bravo è stato Zanin, che ha colto anche un tema giuridico, e cioè il tema del fatto del raggiungimento di maggiore autonomia attraverso una struttura federale e il riconoscimento, ecco qui, del concetto di popolo anche praticamente non solo all'Italia, alla Francia, eccetera, ma anche ai bretoni, ai catalani e così via. Quindi ha per certi versi
collegato il tema della sovranità a proprio questo concetto di sovranità dei popoli. Infine, dalla capitale dal Friul, Fontanini ha ricordato, ecco, la lotta un po' che è comune sia alla comunità valenziana che anche per certi versi del Friuli, del collegamento con il rapporto tra la lingua italiana e la lingua friulana, la tutela che devono avere le istituzioni pubbliche delle lingue riconosciute dallo Stato. Professore, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti, ma anche per, diciamo così, fare quella trasmissione che ci eravamo impegnati di fare, visto anche l'importanza sull'ex Jugoslavia, visto anche la vicinanza prossima, insomma, delle nazioni che poi hanno dato vita a questo conflitto che ha interessato, insomma, gli anni 90. E lì quando le minoranze sono trattate male oppure ci sono problemi di minoranze, può andare a finire come è andata a finire con la ex Jugoslavia. Grazie, ne parleremo ancora tra qualche giorno.